Vediamo ancora le ultime le novità. Non c'è mai qualcosa di piacevole, vabbè. C'è qualcosa di meno spiacevole per il 2016, quindi parliamo. Chiamiamola così, meno spiacevole. Sì, beh, intanto è stata sanata un'ingiustizia, ma un'ingiustizia grande. Allora, sempre per effetto di questa famigerata riforma Fornero, chi è andato in pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 con meno di 62 anni di età, però con oltre 40 anni di lavoro fatto, 41 anni per le donne, 42 per gli uomini erotti, questi si sono visti decurtare e penalizzare la pensione per le famigerate penalizzazioni, no? Che non tenevano conto del fatto che comunque il lavoratore aveva lavorato tutti gli anni prescritti per avere la pensione anticipata, ma sfortunato lui, era andato a lavorare troppo giovane e quindi era troppo giovane al momento del pensionamento. Si è sanata un'ingiustizia perché a partire dal 2015 le penalizzazioni sono state cancellate e durerà la cancellazione delle penalizzazioni fino al 31 dicembre del 2017, però erano rimaste in essere per i pensionati che erano andati in pensione in quei 3 anni precedenti. E invece la legge di stabilità le ha cancellate anche per loro e quindi dal 1 gennaio 2016 non avranno le penalizzazioni. Resta però aperta la questione degli arretrati, cioè questi secondo noi avrebbero diritto a essere risarciti per gli anni in cui sono stati invece penalizzati. Questa questione è completamente aperta, guardate, questa è una mia opinione, ma ne parleremo proprio prossimamente di questo argomento, perché da una parte siamo felici che è stata sanata questa ingiustizia, che quindi da quest'anno queste pensioni saranno pagate nella loro interezza e non più con le decurtazioni, però insomma quello che hanno perso nei 3 anni precedenti non si sa, ecco, di sicuro se ne parlerà di questa questione. E poi l'altra è l'opzione donna. Allora, l'opzione donna è una legge di qualche anno fa che prevedeva che le donne con un'età di 57 anni di età, no? E 35 di contributi, se lavoratrici dipendenti, oppure 58 anni di età e 35 contributi se lavoratrici autonome, potevano andare in pensione. Però con la clausola che dovevano accettare che la loro pensione venisse conteggiata per intero con il sistema contributivo. Quindi tutto quello che hai versato. Di tutto quello che avevano versato nel corso della loro vita, quindi dei 35 anni di contributi. Questo cosa ha portato, cosa porta nell'immediato, no? Che il calcolo della pensione solo col metodo contributivo e non misto retributivo-contributivo porta a una decurtazione della pensione. Secondo alcuni poi varia, naturalmente varia secondo il lavoro che una ha fatto, secondo insomma che tipo di attività e qual era anche il tipo di stipendio che aveva, però si parla di decurtazioni della pensione che si aggirano intorno al 25-30%, quindi insomma una bella fetta. Ecco, queste pensionate potevano andare in pensione con questa opzione donna fino al 31 dicembre del 2015. La legge di stabilità cosa ha sancito? Intanto ha sancito che coloro che hanno maturato questo diritto entro il 2015 invece è confermato il diritto, perché era stato messo in forse per una interpretazione sballata, secondo me, del Ministero, e quindi quelle che ormai che hanno maturato il diritto entro quella data possono andare in pensione anche se vanno successivamente. Però la legge di stabilità ha stabilito di fare un monitoraggio, no? Di quanti saranno le donne che approfitteranno di questo sistema per andare in pensione, e nel caso ci fossero dei risparmi di spesa
potrebbero riaprire la possibilità anche nel futuro. Ecco, c'è questa speranza, però insomma non è molto bello, no? Quando si parla di speranze. No, ma soprattutto se poi si tratta anche di decurtazioni rilevanti. Perché non stiamo parlando... sul fatto della decurtazione noi lo abbiamo detto con molta chiarezza questa cosa qua. L'opzione donna comunque sia non è la risposta che si deve dare alle lavoratrici. Noi puntiamo su una riforma della legge Fornero che naturalmente reintroduca una flessibilità nell'andare in pensione, ma che sia una flessibilità che non penalizza in questo modo, perché dire che l'opzione donna è una risposta, assolutamente no. L'opzione donna è stata un'opportunità che alcune lavoratrici hanno colto, soprattutto donne, perché mi sembra che il dato ci dica che hanno usufruito di questa opportunità 26.000 pensionati, di cui 21.000 sono donne, quindi magari donne che hanno preferito andare in pensione anche su una pensione così decurtata, ma che magari poi avevano la necessità di dedicarsi al lavoro di cura, perché lo sappiamo bene com'è la situazione poi nel nostro paese, a parte il lavoro di cura familiare, giornaliero, vabbè, insomma quello, però tante volte nelle famiglie poi abbiamo la necessità di badare anche a nostri familiari che nel corso della loro vita diventano non autosufficienti, ed sono specialmente le donne, lo sappiamo, insomma quelle che sono più chiamate poi a occuparsi di questa funzione così importante per la qualità della vita dei nostri cari, che non dobbiamo assolutamente, insomma, non considerare con la rilevanza che ha. Ecco, l'altra cosa, siamo mai vicini al termine della trasmissione, però ci sono 2 o 3 cosette ancora da aggiungere per quanto riguarda il part-time, che potrebbe essere un'altra opzione che era stata balenata. Ci sarà viene confermato? La legge di stabilità ha previsto questo part-time. Allora, chi riguarda intanto? Riguarda i lavoratori del settore privato, lavoratori e lavoratrici del settore privato, ai quali mancano 3 anni per andare in pensione. Questi hanno la possibilità, sempre che ci siano le condizioni nell'azienda, di andare in pensione, non di andare in pensione, di entrare a fare il lavoro part-time, quindi con il 50% del tempo, metà tempo. Gli si assicura uno stipendio pari al 65% di quello che prendevano. E dopo 3 anni avranno la pensione per intero, come se avessero lavorato per intero in questi 3 anni. Chi paga i contributi, intanto in questi 3 anni, li paga lo Stato per queste persone. Ecco, è previsto questo, che è stata presentata anche come un anticipo di flessibilità, insomma questo part-time negli ultimi 3 anni di lavoro. Se concordato con l'azienda? Logicamente è l'azienda che è logico. E c'è poi una settima... No, noi su questo, se posso dire, come sindacato siamo perplessi rispetto a questa opportunità, perché avremmo preferito che fosse stata legata all'assunzione di un giovane, quindi la concessione sì del part-time a un pensionato con queste prerogative, che però nel contempo si prevedesse l'assunzione di un giovane. E invece la legge non lo prevede questo. Di fatto qui ci sono dati contrastanti, perché a voi risulta che ci siano, a fronte dell'intervento legge Fornero-Monti, ci siano meno pensionati? Invece secondo altri dati ci sarebbero, risultano meno pensionati negli ultimi 3 anni. Sì, è infatti sembrerebbero 134.000 in meno i pensionati. Sono dati effettivamente reali? Quindi sì, certo, per effetto della legge Fornero. In questi 3 anni, proprio se vediamo i grafici, ecco, non li ho portati ma li porterò. Vi porterò i grafici per farvi vedere come è in caduta la colonna dei pensionamenti proprio dopo che
stata approvata la legge Fornero, ma già l'anno prima per effetto della finestra inserita invece dal governo Berlusconi. Se vi ricordate è stata inserita la finestra di 12 mesi e quindi anche là già nel 2011 si è avuto un calo dei pensionamenti che poi è stato invece accentuato negli anni successivi proprio rispetto a quello che era il trend degli anni precedenti. D'altra parte, se chi era in procinto di andare in pensione si è visto slittare via la possibilità, insomma prolungare di alcuni anni, questo è un effetto insomma che era inevitabile. Questo. Che quindi non è positivo assolutamente per il nostro sistema, no? No, no, soprattutto non è stato positivo per tutte quelle persone che non sono potute andare in pensione nel periodo in cui l'avevano progettato nel loro periodo di vita. Tra l'altro poi la legge Fornero ha portato anche ad avere tutti quegli esodati, l'ultima legge di stabilità ha dato il via alla 7ª e si spera ultima salvaguardia, io non lo so, la CGIL non è proprio convinta che sarà l'ultima salvaguardia perché non si sanerà la salvaguardia rispetto a coloro che erano usciti dall'azienda perché prima della Fornero erano usciti dall'azienda, avevano fatto un accordo con l'azienda di uscita anticipata dal lavoro, esatto, gli esodati, di uscita anticipata dal lavoro perché sapevano che avrebbero comunque ottenuto dopo un tot di anni la pensione. Questo non è successo e adesso insomma ci sono state nel frattempo, insomma in questi anni ci sono state ben 7 salvaguardie, insomma 7 momenti in cui sono stati pensionati questi lavoratori che si sono trovati improvvisamente senza lavoro e senza pensione. Poi con casi molto diversi tra loro, perché c'è stato tra questi lavoratori chi magari ha avuto una liquidazione magari congrua, ha potuto far fronte alla situazione, e c'è stato chi invece è stato proprio a casa senza lavoro e senza pensione, insomma, e quindi era doveroso aver messo mano a questa vicenda. Allora, siamo in chiusura. Allora, a questo punto ne abbiamo accennato cioè sommariamente, ma anche in modo approfondito, a quelle tutte che sono le tematiche forti di questo periodo. E noi la ringraziamo a questo punto perché ha fatto un quadro esaustivo. Torneremo a parlare di questo tema anche in modo dettagliato delle novità della legge di stabilità che ci saranno con il 2016, le attenzioni che tutti i pensionati devono riporre. Ribadiamo sempre il concetto. Per quanto riguarda questa prescrizione può essere interessante sospenderla perché insomma avere anche qualche soldino in tasca in più male non fa. È una cosa semplice, come diceva Maria Pistorello, andate presso le sedi dello SPCGIL, già predisposto un precompilato. Sì, che poi non sono pochi soldi, sono tanti. Che sono tanti, sì, perché sono stati dati pochi e esatto, trattenuti quindi, tanti. Ma forse questa cosa non è passata ben chiara perché altrimenti avreste i flussi. No, ma vengono tantissimi i nostri pensionati. Comunque questa è una cosa rivolta a tutti a prescindere. Tutti i pensionati possono avere. È che non tutti lo sanno magari. Esatto, non tutti ne sono al corrente, quindi fate un po' passaparola. C'è questa raccomandata da inviare, il precompilato lo si ritira presso le sedi dello SPCGIL del Veneto presenti, oppure altrimenti uno fa una raccomandata autonomamente, insomma se esiste già un modello. No, ma ci vogliono bisogna usare il nostro modello perché bisogna indicare dei dati che sono essenziali. Perfetto, grazie mille Maria Pistorello, grazie allo SPCGIL del Veneto, grazie a voi come sempre di averci seguito e adesso noi ci vediamo tranquillamente con gli aggiornamenti costanti nelle varie tematiche di attualità. Grazie.